Saputo che c'è stato l'aumento 10 euro. Certo. E cosa ne pensa? Purtroppo dobbiamo pagare. Lei è esente oppure no? No, assolutamente. 10 o 5 euro, come le è andata? Credo 5. Sarebbe meglio non pagarlo, insisto, però visto che è un obbligo non ci si può esimere dal farlo, insomma. Rassegnati a pagare, i padovani oggi in coda al CUP dell'ospedale cittadino si sono trovati la sorpresa del nuovo ticket entrato in vigore in tutta fretta sabato scorso, dopo che la Regione Veneto è stata costretta dal governo alla sua applicazione. I cittadini che hanno un reddito superiore a 29.000 euro, che sarà autocertificato, pagano il ticket di 10 euro. Quelli che sono al di sotto pagano 5 euro. Non cambia nulla per il pronto soccorso. Per gli assistiti esenti già verificati per patologia o reddito, nell'USL sono circa 40.000, non sarà applicato il nuovo ticket. Abbiamo sentito comunque adesso sopra che dicevano dei 5 euro e 10 euro, però non avendo comunque che essendo disoccupato non li paghiamo lo stesso. Però adesso non so cosa abbiano inventato questa cosa qua sinceramente. Ticket ricordiamo che vale per la singola ricetta, inoltre è da ricordare che si paga al momento dell'effettuazione della visita e o esame specialistico, quindi chi ha prenotato un mese fa e oggi fa la visita dovrà pagare la maggiorazione. Al momento i soggetti già prenotati sono 70.000. Non mancano i piccoli problemi, soprattutto per chi ha pagato alle casse automatiche di azienda USL e IOV. Oggi ancora il sistema informatico non è a punto e quindi qualche cittadino oggi paga l'importo normale se paga con le casse automatizzate. A casa arriverà quindi una lettera della direzione sanitaria che chiederà di pagare le integrazioni di 5 o 10 euro a seconda appunto del reddito. Attenzione ai furbetti, l'autocertificazione presentata sarà poi incrociata con i dati dell'ufficio delle imposte. Infine un occhio anche al tipo di prestazione richiesta, perché a volte si può anche risparmiare.